Questo incontro è stato voluto perché i badiesi devono sapere perché sono senza sindaco, o almeno devono sapere quello che so io. Queste le parole dell'ex sindaco di Badia Polesine Gastone Fantato, in apertura dell'assemblea pubblica che si è svolta venerdì scorso in Sala Gidoni. Davanti a decine e decine di badiesi accorsi per l'occasione, l'ex primo cittadino ha ricordato a tutti gli obiettivi del suo mandato, ovvero eliminare quelli che riteneva comportamenti non eticamente corretti, riorganizzare l'apparato burocratico e risanare le condizioni economiche del comune, definite catastrofiche. Ma a quanto pare, e tutti quelli che hanno partecipato alla mia lista l'hanno sottoscritto, in pratica una delega di carattere commissariale. Io mi prestavo a condurre una lista trasversale, ma in posizione assolutamente autonoma da qualsiasi partito. Io di una cosa sono sicuro, ho perso da dire. Voi tutti avete perso. Può essere vero, per carità, ma tutti noi badiesi abbiamo perso. Accanto a Fantato, quel che resta della lista Rinasce Badia. Uno dopo l'altro, i protagonisti della vicenda hanno preso la parola per dire la propria e nessuno è stato benevolo nei confronti dell'ex assessore Cristian Sartori e degli ex consiglieri Germano Goia, Riccardo Mantovani e Pier Leopoldo Visentin. Dovevano avere il coraggio di venire in consiglio comunale, di mandarci a casa davanti ai badiesi. È stato il coro unanime che si è alzato da chi ha preso in mano il microfono. Anche l'assessore esterno al bilancio Remo Previatello ha preso le difese di Fantato. Lunedì mattina alle ore 9:30 nell'ufficio del sindaco, presente il sindaco, il sottoscritto e due dirigenti di Banca BIS e la banca consociata a Intesa San Paolo per la sottoscrizione di mutui ipotecari, avevamo raggiunto l'accordo economico per la chiusura di un'avvertenza legale che avevamo attivato. Accordo economico di assoluto vantaggio per il comune. L'ex assessore Capuzzo si è spinta oltre invece, provando a dare una sua personale chiave di lettura alla vicenda. Io in una serata ho detto che quella sera, se il sindaco riteneva che fossi io la persona che lo ringraziavo tantissimo, ma che non volevo che diventasse oggetto di discussione. 10 giorni dopo dei consiglieri firmano per la caduta della giunta. Io delle domande me le faccio, mi do anche qualche risposta, non la do a voi, però fate anche voi questa domanda, datevi qualche risposta. Tra i più arrabbiati l'ex assessore e vice sindaco Gianni Stroppa, che ha accusato i 4 consiglieri di maggioranza dimissionari di avere tramato alle spalle dell'amministrazione per mesi, prima di trovare le firme necessarie per destituire la giunta Fantato. Serviva il sostegno di qualche altro giunta. E quindi non è pensabile che tutto sia successo la sabato o la domenica. Non è pensabile. Non è pensabile che un assessore accompagnasse il sindaco in tutte le sue manifestazioni, a braccetto. Non è pensabile. Io lo so. Non è pensabile che un consigliere comunale si leghi la fatta con la fascia per la celebrazione di Matteotti, con la fascia del sindaco della delegata. La domenica prima, un giorno prima. Questo non è accettabile. Anche Alessio Morini si è espresso con toni forti, riconoscendo però all'ex collega di maggioranza Marco Faggion il merito di averci messo la faccia. Poi c'era in mezzo Marco Faggion, nostro ex compagno, collega di partito, il quale anche lui secondo me ha giocato la sua partita bene, perché ha deciso di fare una scelta diversa, però rispetto e riconosco il fatto che ha avuto il coraggio e le palle di fare come abbiamo fatto noi in consiglio comunale e di dire quello che pensava. Infine è stato Manuel Berengan a prendere la parola rivolgendosi ai giovani presenti in sala. Se voi volete bene a Badia e volete bene i badiesi, volete fare una sola cosa semplicissima: non imparare mai da queste 4 persone che non si meritano l'appellativo di politici, ma solamente di politicanti squadri, perché sono solo di politicanti squadri. Per cui io chiedo pubblicamente davanti a tutti i badiesi, a Gastone Fantato,
prego di fare questa profonda riflessione, di ripropormi come candidato sindaco. Ma intanto agli ex componenti della maggioranza che sosteneva Fantato non resta altro che godersi le ferie forzate, in attesa di vedere quali equilibri si stabiliranno a settembre in vista delle elezioni del 2012.